Siamo molto attenti a quello che sta succedendo nel nostro territorio, abbiamo un'unità di crisi costantemente allertata per seguire e monitorare sempre più da vicino e in tempi assolutamente reali come sta evolvendo la situazione. L'unità di crisi pronta a intervenire anche nel fine settimana perché con i contagi da SARS-CoV-2 che crescono inarrestabili e i numeri dei ricoveri sempre più importanti, una delle maggiori preoccupazioni è l'attività sanitaria ordinaria. Garantiamo le urgenze, garantiamo le emergenze, garantiamo tutta la parte oncologica, tutte le visite e interventi in priorità B, in priorità entro i 10 giorni o entro i 30 giorni. È chiaro che stiamo andando verso una riduzione dell'attività chirurgica programmata, programmabile, che è attorno a un 15% in questo momento. Tra l'ospedale civile e il Sant'Antonio a Padova città sono quasi 150 i pazienti ricoverati affetti da Covid, di questi 32 in terapia intensiva. I non vaccinati rappresentano il 90% dei casi più gravi, anche per questo la vaccinazione è ormai una corsa contro il tempo e in Fiera ha riaperto il padiglione 8 per velocizzare le terze dosi con una capacità di 6.000 inoculazioni al giorno. Le prime sono disponibili anche senza prenotazione. Avevo prenotato per gennaio, ma appena mi hanno dato la possibilità ho anticipato. Penso sia un atto civile per sé e per la comunità.